Salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato al Comitato Brenta Sicuro, o meglio ai sopralluoghi che il Comitato ha eseguito nel corso del mese di luglio ed era venuto proprio qui in giugno ad annunciare questa serie di sopralluoghi per capire fino a che punto il Brenta è stato danneggiato dalle alluvioni che si sono succedute nella primavera scorsa, nell'inverno scorso. Abbiamo qui con noi Marino Zamboni, Presidente del Comitato Brenta Sicuro. Buongiorno. Buongiorno. Allora il bilancio. Innanzitutto è stata un'esperienza molto interessante. Nei nostri incontri, 4 giornate, abbiamo visto 19 pubblici amministratori in rappresentanza di 13 comuni. A loro volta rappresentano 135.000 persone, quindi un campione direi rappresentativo, importante. Certo. E quindi un'esperienza estremamente positiva. Velocemente noi siamo riusciti a contattare, a trovare amministratori di Codevigor, Zergrande, Campolongo Maggiore, Vigonovo, Saonara, Fossò, Camponogara, Piave di Sacco, Stra, Noventa Padovana, Fiesso, Dolo e Pianiga. Ecco, quindi, diciamo che alcuni di questi sindaci hanno accettato di venire qui anche tra l'altro ad affrontare un approfondimento con noi sull'argomento. Ecco, i danni che sono stati trovati durante questi sopralluoghi? Sono danni importanti che noi abbiamo segnalato alla Regione e al Genio Civile. Danni legati proprio alle frane che si sono formate in questo tempo, quindi partono addirittura alcuni dal 2010, sono storiche ormai queste frane. E la convinzione da parte dei sindaci e degli amministratori che questi non siano più emergenze, ma siano cose da pianificare in maniera costante, quindi non dobbiamo più affrontarle come spot, come episodici, ma con degli investimenti continuativi. Ecco, la popolazione è preoccupata perché ormai sta avvicinando l'autunno, quindi stagione delle piogge per eccellenza, quindi certo. Se già siamo stati così oberati da alluvioni, chissà cosa ci aspetta in autunno. C'è la preoccupazione davvero che ci siano altri allagamenti? C'è una sicura preoccupazione che ci possano essere degli aggravamenti di queste frane, di queste situazioni. E quindi noi abbiamo chiesto al Genio Civile che faccia un attento monitoraggio delle situazioni più critiche e che le affronti, che le sistemi questi benedetti argini. I punti più strategici, più critici? Nel ponte di Sandone abbiamo di estremamente pericolosi, ne abbiamo visti veramente di critici con degli alberi veramente alti che sono franati all'altezza di Vigonovo. Anche a Codevigo c'è grande preoccupazione rispetto a quello che sta succedendo, quindi diciamo che un po' tutti i sindaci hanno questa grande preoccupazione. Diciamo che è un problema che tocca certamente tutti i sindaci che abbiamo sentito, gli amministratori che abbiamo sentito. Quindi lanciamo un appello a Luca Zaia, al quale avevamo già chiesto di interessarsi. Lui ha detto però che ci sono delle zone che sono molto più critiche nel resto del Veneto, di cui occuparsi, ecco, aveva detto questo. Però c'è anche un altro argomento che avete affrontato in questo excursus tra i sindaci. Certo. In realtà non è un argomento che abbiamo trattato, è un argomento che gli amministratori ci hanno posto costantemente, quindi segno che la preoccupazione è veramente molto elevata. È questo benedetto, che ormai diciamo così, progetto che riguarda il completamento dell'idrovia Padova. Celeberrimo, diciamo. Che ormai è annoso, storico. Che ha molti anni. Ecco, e sull'idrovia cosa possiamo dire? Cioè tutti lo desiderano perché è un modo per togliere centinaia di tir dalle strade. Certo. C'è da dire che rispetto all'ultimo incontro che abbiamo avuto ci sono stati degli avanzamenti. C'è stato un bando di gara che è in scadenza il mese prossimo, che è stato proprio indetto nel mese di luglio, quindi durante i nostri incontri, quindi noi abbiamo avuto con alcuni sindaci mancava questa novità, con altri invece si è discusso della novità, cioè del bando che era stato appena presentato. E nel frattempo però abbiamo visto questo bando e anche delle problematiche che sono sorte, delle contraddizioni rispetto alle dichiarazioni della Regione. O meglio, la promessa era quella che il bando e i finanziamenti europei venivano chiesti entro l'anno. Questo è stato posticipato, secondo dichiarazione dell'assessore Conte. Quindi non ci sarebbe la volontà politica di farla, questo è Noi abbiamo dei dubbi rispetto a questo fatto, quindi controlliamo attentamente la situazione e in effetti abbiamo chiesto, ne parleranno poi gli altri invitati, che magari avremo gli altri approfondimenti,
Abbiamo chiesto anche un incontro col Presidente della Regione per approfondire questi aspetti. Va bene, allora sono fondamentali. Allora ci fermiamo qui perché questa cosa sicuramente la seguiremo con il tempo e se l'idrovia sarà una questione di puntate, poi la affronteremo anche con tutti i sindaci o i rappresentanti dei sindaci che verranno qui a parlarne. Grazie Marino Zamboni. Grazie, arrivederci.